Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Oggi andiamo a vedere una delle principali strategie utilizzate dalle grandi imprese. Parleremo di diversificazione e in particolare andremo a vedere come la fa Sony, che si è diversificata parecchio bene in questi anni. Procediamo con ordine. Vi ricordate quando ho parlato di nicchie di mercato? Se non vi ricordate c'è una scheda bellissima qui sopra in alto a destra, che per me è la mia sinistra, però va bene. Ve lo riassumerò in soldoni. La nicchia è uno spazio ristretto del mercato. In questo spazio si vendono prodotti specifici e abbiamo detto che generalmente le nicchie sono abbinate a imprese di piccole dimensioni. La ragione è che queste piccole imprese devono raggiungere un pubblico molto specifico e quindi, avendo budget bassi, possono produrre solamente prodotti molto specifici. Posso farvi l'esempio della mia fabbrica di grissini. Se io produco solo quello, sto agendo nella nicchia dei grissini. Però non tutte le imprese operano nelle nicchie, anzi, le imprese di maggiori dimensioni molto spesso operano in nicchie diverse e molto distanti tra loro. A questo punto quindi siamo pronti a parlare di diversificazione. La diversificazione è esattamente la strategia che applicano le grandi imprese operando in settori molto diversi tra loro. Per prodotti molto diversi io non intendo al posto di produrre una bottiglietta d'acqua produrre una lattina di tè. Intendo prodotti radicalmente diversi. Quindi, per capire cosa significa realmente diversificazione, prendiamo il caso di Sony. Per chi avesse vissuto fino ad oggi in una caverna, in breve Sony è un'azienda giapponese leader mondiale nel settore dei prodotti tecnologici. Ed è un esempio di azienda molto diversificata perché, perdonatemi il gioco di parole, produce prodotti molto diversi tra loro. Tre esempi lampanti che conosciamo tutti quanti: telefoni cellulari, computer portatili e PlayStation, la console per i videogiochi. Diversificare significa non focalizzarsi su un solo prodotto o una serie di prodotti, ma spaziare tra tanti prodotti diversi. Ma vediamo quali sono alcuni dei pro e dei contro di questa strategia. Riporto solo quelli principali per non cadere in tecnicismi. Il principale punto di forza di questa strategia è che si riduce notevolmente il rischio che avresti facendo un solo prodotto. Mi spiego meglio. Domani apro un'azienda che produce solo cinture per pantaloni. L'azienda va benissimo per 5 anni e poi al sesto anno vengono inventati dei pantaloni che risolvono il problema delle cinture con un qualche tipo di elastico. Il rischio di produrre solo cinture è che si riduca la domanda di quel prodotto. Se io invece avessi prodotto sia cinture che mollette, avrei avuto un rischio inferiore di fallire. Quindi, anche se le vendite di PlayStation calassero tantissimo, Sony rimarrebbe tranquillamente in piedi con il suo mercato dei portatili, quello dei cellulari e tanti altri prodotti. E questo è un vantaggio notevole, che però si porta dietro un piccolo difetto. Il piccolo difetto è il grande problema rappresentato dai costi. Per produrre in settori molto diversi servono investimenti ingenti. E attenzione, non sto parlando dei costi solo per produrre quell'oggetto, ma anche gli investimenti in ricerca e sviluppo. Infatti Sony opera in uno dei settori, la tecnologia, che si evolve in maniera estremamente rapida. Per stare al passo con i suoi concorrenti ha bisogno di investire tanti soldi in ricerca e sviluppo. Quindi quanto più saranno i prodotti che produrrà, maggiori saranno gli investimenti che dovrà fare. C'è un vantaggio però che Sony ha, e cioè che può utilizzare alcune conoscenze per più settori. Per farvi un esempio, se domani scopre una tecnologia per rendere molto più sottili i portatili, potrà applicarla anche ai telefoni. A questo punto c'è un altro grande svantaggio della diversificazione, e cioè quanti soldi posso investire in un singolo prodotto. Facciamo un esempio: se io ho risorse per 1 milione di euro da impiegare nella produzione di 10 prodotti, potrò spendere al massimo 100.000 euro per ciascuno. Se io invece avessi da produrre un solo prodotto, potrei spendere tutto il milione per quel prodotto. La diretta conseguenza è che meno diversifico, più è probabile che la qualità dei miei prodotti sia alta. E questo perché mi concentro solamente su quello. Un prodotto solo, tutto il budget è speso lì e quindi farò il meglio possibile. A questo punto c'è da precisare che la diversificazione non è solo una strategia delle imprese, esiste anche la diversificazione finanziaria e ne parleremo nel video sui fondi comuni di investimento, quindi rimanete connessi. Tranquilli che se non ho risposto a tutte le vostre domande, arriveranno dei chiarimenti in futuro. Bene, anche per questo video è tutto, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Vi invito a lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi, attivare la campanellina e un sacco di altre cose, ma soprattutto tra poco
arriveranno dei riquadri, delle schede che vi indicheranno degli altri video da guardare, che sono molto belli, quindi andate e cliccate.